per cominciare c'è stato un piccolo problema tecnico già risolto. Io sono Ludovico Camfuso, amici sportisti, e questa è la 15ª giornata del campionato di eccellenza tra Marineo e Doctrano Misilmeri. Prova a respingere, va in avanti Marineo, De Luca, la sponda, ancora l'occasione per il Marineo, prova il tiro, respinta corta Zoom, si rifugia in calcio d'angolo, il tiro effettuato dal numero 8 Vito Sannasardo, il 2005 del Marineo, il Meresi. Ancora calcio d'angolo battuto in uscita, Zoom a vuoto, rischia qui il Marineo, il tiro traversa e poi De Luca traversa linea, la sua mattonella, vediamo. Già porta! Ricciulli tira col destro a giro, palla fuori, messa al fondo del fascia, bella palla qui di De Luca, ferma tutto Romano, c'è la palla lunga, Matera, Maggio, indietro per Sandin, Matera! C'era il tocco di Federico Matera per togliere il sombrero, Ricciulli prova ad andare in Nunez Correia, Ricciulli recupera Matera lungo per la Vardera in anticipo, Ricciulli tiro con l'interno, troppo debole, Romano può avanzare, Romano il dribbling dentro l'area, Romano la mette in mezzo, Matera recupera molto bene, alza il pallone al campanile, Sannasardo mette giù ma c'è la Vardera si gira benissimo di un fazzoletto, Romano, Cerniglia può avanzare, Cerniglia lo scambio con Pavisic, Cerniglia tiro alto, Matera la sponda, c'è Ricciulli che la lascia rimbalzare, la gira, la Vardera, il tiro! Mamma mia, il tiro insidioso, lo spillo c'è. Marineo al 65esimo, potete sentire i fischi, un po' di paura da parte dei tifosi del Misilmeri contro il Marineo. Maggio può calciare, palla lontano, palla fuori. L'arbitro, ancora Misilmeri che va con Cerniglia, anzi Pellegrino era, Sheriff il dribbling, ancora Sheriff, può provare! Ottimo il tiro del classe. Mentre Misilmeri a 16, sempre in zona play-out, intanto calcio di punizione Marineo, palla lunga De Luca, la manca ed è fuori. Quello che prende il pallone, grande recupero di Logelfo, cerca il cross, Maltese, manca intervento, Federico, paratissima del portiere del Marineo, applausi da parte di tutto il pubblico, grande parata. Con prudenza riesce a tenerla sulla bandierina, però ancora Misilmeri, l'ultimo tocco non c'è e viene fischiato lo 0-0, pareggio, ufficialmente finito questo derby.